Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura la politica con Renato Schifani che ha scelto Salvatore Sammartano come capo di gabinetto. Sammartano è un ex ragioniere generale di 68 anni, dirigente dell'amministrazione regionale in quiescenza, e a lui è affidato il compito di mettere a punto la macchina organizzativa del nuovo governatore siciliano. Sammartano vanta una lunga esperienza anche come assessore alla provincia regionale di Palermo. Passiamo alla cronaca. È stata sospesa la licenza del Lido Taita di Palermo in via Messina Marine. La decisione è stata presa dal questore della provincia di Palermo Leopoldo Laricchia e il provvedimento ha una durata di 30 giorni. La misura scaturisce da un episodio di violenza sfociato in rissa che si è verificato nella notte tra l'8 e il 9 agosto della scorsa estate. Dopo un controllo è emerso che la serata danzante che si svolgeva all'interno del Lido non era autorizzata. Passiamo adesso ai dati relativi al Covid in Sicilia. Stando al bollettino giornaliero del Ministero della Salute, nell'isola si registra un incremento di 141 attuali positivi per un totale di 18.233 contagiati. I nuovi casi in totale sono 535, 2 i decessi, 392 i guariti. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Palermo in testa con 165 nuovi casi, seguita da Catania con 152 e da Trapani con 63. E chiudiamo con lo sport. Si è svolto alla cittadella di Siracusa il primo round di qualificazioni dell'Eurocup di pallanuoto. L'Ortigia si è classificata prima a punteggio pieno, vincendo 4 partite su 4 e centrando il passaggio al secondo turno che si svolgerà dal 28 al 30 ottobre a Bucarest in Romania. Sabato prossimo comincerà invece il campionato di Serie A1 per l'Ortigia e la prima partita sarà in casa contro il Bogliasco. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con il TG Flash alle ore 20. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.